Anche il bronzo paralimpico Katia Aire sarà a Gemona il 19 settembre per il 20° Giro del Friuli di handbike. Oltre allo spettacolo agonistico con atleti da tutta Italia, la manifestazione offrirà anche un'occasione di riflessione sulla sicurezza stradale per mezzi che circolano raso strada e che su questa convivono con automobilisti e altri ciclisti. Ne abbiamo parlato con gli organizzatori e con l'assessore comunale allo sport. Sentiamo. Quest'anno a Gemona per la 20ª volta il Giro del Friuli Handbike, è una tappa del campionato italiano per società, lo organizza l'associazione basket e non solo, e siamo con Rosanna Menazzi che proprio ci parla di questo appuntamento, che cosa ci aspettiamo, anche grandi nomi a Gemona. Sì, esattamente. 20 anni che facciamo che vogliamo fare questa tappa di campionato italiano perché vogliamo, perché il Giro del Friuli appunto per far conoscere il nostro territorio friulano, chi gareggerà, diciamo, siamo molti reduci da incidenti stradali e non, con lesione midollare, da paraplegici a tetraplegici. Ogni anno devo dire che si rimpolpa un numero, adesso siamo già arrivati, siamo vicini agli 80 come atleti partecipanti. Quest'anno avremo anche, da poco sono finite quindi le Paralimpiadi a Tokyo, avremo Katia Aire, bronzo, medaglia di bronzo, e poi avremo anche una che ha vinto il mondiale in Spagna, la Roberta Amadeo della Lombardia. Diciamo che negli arco degli anni sono aumentati anche come velocità, raggiungono anche sui 40 km/h e passa. Mi piacerebbe che la comunità di Gemona partecipasse a questo evento, venendoci a guardare, perché è un circuito di 5,5 km. Ci sarà comunque lo sfilamento che parte da Piazza del Ferro e scenderà giù fino alla parte lì del palazzetto sportivo in via Velden, dove ci sarà la partenza e l'arrivo. E diciamo, questo circuito vorremmo che la gente venisse a tifare e a guardarci, ecco. Sarà un evento molto, molto bello, ecco. Il giorno prima faremo anche un percorso turistico della città, leghiamo anche questo all'evento di solito. Solo una curiosità, prima mi diceva che proprio il mezzo è nato in Friuli, è così? Esattamente, il nostro socio che è mancato 2 anni fa si chiamava Giovanni Angeli, di Zoppola di Pordenone, e lui anni fa voleva muoversi e ha ideato questo prototipo. Inizialmente era quasi seduto, c'era solo un ausilio davanti, eravamo quasi seduti, poi man mano con la dinamicità sono scese, ma anche per sfruttare le parti del corpo rimaste dopo una lesione. Però ecco, possiamo primeggiare su questa cosa qui. Noi abbiamo avuto la persona che ha creato questo mezzo, Giovanni Angeli, e siamo stati anche i primi in Friuli che abbiamo fatto la prima tappa di campionato proprio di società. Assessore, sono eventi che si accoppiano spesso alla conoscenza della città, ma in questo caso ha un valore per voi importante. Già siete stati protagonisti di progetti per la sicurezza stradale, quindi la convivenza fra automobilisti e ciclisti. In questo caso, insomma, ancora di più lo associate anche all'handbike. Certamente, e ringrazio veramente di cuore tutti gli organizzatori e i volontari che parteciperanno e che garantiranno la sicurezza, perché è un evento delicato che richiede veramente particolari accortezze, perché questi grandi atleti viaggiano raso strada, quindi dobbiamo avere la certezza che non succederà nulla, garantire la massima sicurezza, e chiaramente è un grande impegno per l'organizzazione. Chiediamo ai nostri cittadini la pazienza di 2 ore di chiusura a strada dalle 8:30 fino alle 11, perché è necessario, essendo un circuito di 5 km che ospita quasi 100 atleti, sarà sempre impegnato, quindi è necessario assolutamente la chiusura a strada.
Siamo però consapevoli che la nostra cittadina è una cittadina abituata ad ospitare queste manifestazioni e che ha la sensibilità per poterle ospitare, e quindi invito veramente la cittadinanza a partecipare, a fare il tifo, perché sarà veramente uno spettacolo mozzafiato. Le velocità che raggiungono sono importanti e sicuramente meritano di essere applauditi e incitati durante il percorso. Questa manifestazione sarà inserita in un evento? Certo, all'interno dell'evento A Tutta Bici, edizione 21, finalmente riprendiamo con questa kermesse dedicata alla bicicletta, che sta diventando il nuovo turismo, la nuova frontiera del turismo, e la cittadina si sta attrezzando proprio per ospitare questa nuova forma di viaggio, ma anche e soprattutto per gli cittadini stessi, che sempre di più si spostano con la bicicletta, che fa bene soprattutto alla salute e diminuisce l'inquinamento. Quindi dicevo, riprendiamo l'edizione di A Tutta Bici, che quest'anno vede al mattino la corsa di handbike e al pomeriggio la cicloescursionistica, che partirà da Gemona, dalla partenza del cammino proprio di Sant'Antonio, per far conoscere anche quello che è la nuova progettualità che unisce il nostro santuario all'Italia e oltre, per arrivare in Castello ad Artegna, dove ci sarà un aperitivo al tramonto, e rientrare in notturna di nuovo alle porte del Cammino del Santo. Grazie allora a voi per averci raccontato di questa iniziativa, di questa manifestazione. A voi la linea. E per oggi è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.